Bentrovati ad Amici e Amici, il programma dedicato ai bergamaschi e bresciani in questo anno di Capitale della Cultura. Il popolo orobico e la leonessa d'Italia sono davvero amici e amici? Con la puntata di oggi iniziamo una lunga carrellata di monumenti, piazze, luoghi, opere bergamasche e bresciane. Allora, Brescia gioca la carta di Piazza Loggia, cuore rinascimentale della città, con influenze veneziane e testimone di insensata violenza negli anni di piombo. Bergamo mostra invece il suo gioiello, visitato ed apprezzato da molti turisti, l'elegante e storica città alta. E iniziamo le interrogazioni. Brescia e perché, Bergamo e Brescia, che bellezza che ne sei. Siamo in via Colleoni, proprio in centro storico a Bergamo, nella città alta, e siamo in compagnia di Dario. Dario. Ma lei è bergamasco, Dario? Io sono friulano, ma abito a Bergamo da 15 anni. Allora un po' bergamasco lo è, insomma, un pochino. Un pochino, sì. Cosa ha assorbito dai bergamaschi, Dario? Beh, senz'altro la loro voglia di lavorare, che è incredibile, no? Super laboriosi. La loro cucina, casoncelli e coniglio, direi ottimi, e questa apertura oramai verso il mondo, insomma, da parte delle aziende dell'industria. Senta, Dario, però la voglia di lavorare anche ai friulani non manca, eh? Sì, effettivamente non manca, ma noi diciamo ci divertiamo di più con il vino rispetto ai In che zona del Friuli? Pordenone. Pordenone, per patria dei vini, effettivamente. Allora, questa è un'immagine emblematica per Brescia, perché ai bergamaschi mostriamo delle immagini bresciane e ai bresciani, viceversa, immagini bergamasche. La riconosce? Sì, Piazza della Loggia. Piazza della Loggia, il salotto, il cuore di Brescia. Lei conosce la nostra città, Brescia? Sì, abbastanza, ho avuto modo di visitarla spesso. Insomma. Poi lei, Dario, sa che Bergamo e Brescia quest'anno vivranno questo speciale appuntamento di Capitale della Cultura. Assolutamente sì, e difatti sono pronto per muovermi tra le due città a vedere un po' tutto quello che propongono. Mandi un saluto ai bresciani allora, dai. Beh, saluto tutti i bresciani, tra l'altro io ho amici storici a Brescia che conosco da 50 anni e niente, vediamo chi la vince sto anno della cultura. Andiamo a Brescia. Siamo tornati a Brescia in compagnia di questa bellissima e simpaticissima neolaureata che si chiama Giulia. di Brescia, vero? Di Brescia, sì. Brescia città, Già provincia. sa dire anche il paese? Castrezzato. Ma che roba vera questa, no? Ah, ecco, Sì, importante. Laureata in? Giurisprudenza. Poco fa. Un'ora fa. Fate bene? Fresca. Andata bene, benissimo, contenta. Senti Giulia, allora qui ti mostro questa immagine. Sì. Vedi, la riconosci, è una cosa bergamasca. Alta. Bergamo alta, esatto. Sì. Senti Giulia, tu la conosci, la frequenti? Ci sei mai Quento no, c'è stata un paio di volte. E sono andate bene le volte? Ti sei trovata bene? L'hai apprezzata? L'ha apprezzata, sì. Che cosa ricordi di Bergamo alta? Ecco, questa è una domanda difficile. Insomma, però Anche presa in occasione di altre lauree, in realtà, quindi. no, non ha vita di laurea la tua. Sì. Si vive solo per... Tocca a me, però. Esatto, buona disoccupazione. Dirle soprattutto buona disoccupazione. Ma senti, tu dicevi appunto di Bergamo alta, quindi l'hai apprezzata, insomma, hai apprezzato i Che monumenti. ricordo, sì. Bella, una bella città. E senti, Parte della città. Giulia, poi altre cose bergamasche che tu conosci, aspetti culturali. L'Atalanta nulla. Sei tifosa No, dell'Atalanta? non sono tifosa, però proprio per l'astio, no? Tra Brescia e Atalanta, conosco solo l'Atalanta. Secondo te sta rivalità tra Bergamo e Brescia è soltanto calcistica o tocca anche qualche altra corda? Dal mio punto di vista, soprattutto calcistica, dal mio punto di vista. O anche personalmente, poi per il resto sinceramente non saprei. Cioè, tu sei fidanzata Sì. con un bresciano. Bresciano. Quindi se fosse stato bergamasco andava... Andava bene lo Ah, stesso. sì, poi quando... assolutamente. ah, sì, quando ci sono i soldi poi tu... No, Vabbè, adesso che farai master... da festeggiare e poi inizierò la pratica forense, solita vita, solita storia. Va bene, brava, davvero, congratulazioni. Mandiamo un saluto ai bergamaschi, vogliamo farlo? Certo, volentieri. La neodottoressa. Un saluto a tutti i bergamaschi. Tutti. Tutti. Alla prossima, grazie, ciao. Brescia e perché, Bergamo e Brescia, che bellezza che ne sei.